Stop alla somministrazione e alla vendita di qualsiasi bevanda alcolica e non in contenitori di vetro e il trasporto senza giustificato motivo di bevande alcoliche dalle 20 alle 6 del giorno successivo. Gli alcolici si possono ancora avere ma solo nei locali e nei plateatici autorizzati entro 5 metri di distanza dal bar in cui si è acquistata la bibita. Sono questi i dettami dell'ordinanza che ormai da 3 settimane interessa Campo Santa Margherita. Ma come sta andando? Poche multe, ci sono stati 3 o 4 giornate di servizio serale e notturno. A sentirla così la sperimentazione sembrerebbe funzionare, ma il sindacato dei vigili la vede diversamente. I risultati attualmente non sono molto apprezzabili, diciamo che per noi insomma è un'ulteriore incombenza in più. L'ordinanza impone agli agenti di polizia locale di fermare chiunque dopo le 20 giri con alcolici. Dovremmo prendere la bottiglia, sequestrare la bottiglia e fare un verbale e detenerla noi, poi andrà smaltita. Finora le sanzioni sono state ancora poche, ma come reagisce chi viene fermato in Campo Santa Margherita? La gente reagisce normalmente, insomma, solo che il fenomeno per noi insomma, ha ben altre radici. È chiaro che bisogna fare qualcosa, però bisognerebbe per esempio pensarci prima invece di rilasciare 30-32 licenze in 200 metri quadrati per i pubblici esercizi con evidenti e conseguenti risultati insomma, sulla quiete pubblica e sul suolo, l'occupazione del suolo pubblico. Ecco.